Carissimi amici di A Caccia di Nuraghi dentro Fuori Channel, ecco qui la sezione delle tombe 4 e 5 che andiamo a visitare, sempre in Prano Mutedu, in quel di Goni. Andiamo a scoprire un altro tesoro, sempre con queste passeggiate molto suggestive, direi, perché comunque tenuto conto che ci accompagna anche il clima oggi, cerchiamo di capirne il posizionamento sperando che siano individuabili, perché dal punto da cui sono segnalate non si riesce a capire. Ah, ecco, forse sì, ecco là in fondo riusciamo a vedere, appunto, ecco sì, perfetto, dalla cartellonistica riusciamo a identificare degli altri menhir sicuramente. Perfetto, c'è appunto, guardate che cosa bella, la tomba 4 chiamata della Triade, grazie a questa triade appunto di menhir di pianta ellittica, realizzata con un muretto a secco a doppio filare, come vediamo. La sepoltura non permette una lettura complessiva della medesima. Il monumento è però contraddistinto, chiedo scusa, dalla presenza appunto di questa triade di menhir sempre di tipo aniconico. Peraltro sono presenti diverse coppelle circolari e a pochi metri abbiamo la tomba 4, appunto. Qui vediamo c'è un'indicazione di ulteriore Domus de Janas. Vediamo la triade più da vicino. A Caccia di Nuraghi è dentro Fuori Channel per voi, Guardate che cosa bella, stupenda. Ci giriamo attorno, cerchiamo di avere un'immagine il più ferma possibile, perché ci stiamo facendo accompagnare dal nostro apparecchio telefonico. Che bello, signori. Se stiamo un attimo in silenzio, veramente sembra che parlino queste strutture, signori. Vediamo che c'è un'altra indicazione, un altro cartello qui che cerchiamo di cogliere, che parla della tomba 5. Quindi questo per darvi la misura della struttura. Questa è la tomba 5. Ok, seguiamo ancora il viale per riportarci poi queste pietre richiamano un po', anche se lontanamente, un po' il percorso che abbiamo riportato nelle fantastiche immagini che abbiamo ripreso a Ispiscinas per andare verso la voragine di Golgo, ben nota come Susterru. Ecco qui. Signori, è veramente fantastico, ok. La tomba 5 è chiamata Sunnuragedu, che è caratterizzata da una camera rettangolare costruita in blocchi di pietra squadrati di dimensioni medio-grandi. Lo schema panimetico presente anche nelle Domus de Janas Ipogeiche. Quindi ci avviciniamo alla tomba 5, chiamata Nuragedu, proprio per la particolarità della forma. Ecco qui, bellissimo.
e ci avviamo per chiudere la nostra esperienza a Pranu Muteru, sempre invitandovi a venire a visitare, e con un prezzo abbastanza ridotto di 5 euro riusciamo a vedere e a sostenere la cultura della nostra terra amata Sardegna, o comunque, anche per chi non fosse sardo, riuscire comunque a tutelare, dando la possibilità a chi gestisce questa struttura, questo fantastico tesoro che comunque non è solo dei sardi, ma è comunque di tutta la cultura dell'uomo primitivo, dell'uomo che comunque in Sardegna ha elaborato capacità e abilità che non hanno precedenti per la precisione e l'accuratezza dei manufatti e delle strutture edilizie, se le vogliamo chiamare, con l'edilizia del tempo fatta con questi blocchi di pietra che, come abbiamo visto, a seconda delle zone cambia di tipologia, ma gira e rigira, rivediamo e riammiriamo un attimo la triade qui e andiamo a vedere le Domus de Janas mancanti. Eccoci qua, vediamo l'indicazione, Domus de Janas o Domus de Janas, questo è il problema. Comunque di Domus si tratta e andiamo sperando di non trovare l'epilogo che abbiamo trovato nell'altra, che purtroppo risulta totalmente sommersa fino quasi alla cima dall'acqua, ma non mancherà occasione comunque di tornare in un secondo momento per verificare, in un momento magari di secca in estate, e vedere quale forma custodisce questo splendore. Allora ci inoltriamo ancora ulteriormente in questo viale che sicuramente porterà a un'altra cosa che sa dello stupendo, perché comunque è tutto veramente che lascia allibiti e senza niente da aggiungere. Sarebbe veramente un viaggio da fare in silenzio, nel senso che bisognerebbe solo ascoltare le sensazioni che queste strutture hanno la capacità di trasmettere. Qui vediamo un'altra cartellonistica che ci indica, andiamo a leggerla. No, dice vietato sporcare, purtroppo per ricordarlo, a volte che magari qualcuno gli sfugga nel frattempo. Vietato sporcare i luoghi. Signori, è immensa quest'area, è immensa e stupenda. Vogliamo viverla fino alla fine, sperando di non aver tralasciato niente, ma non mancherà occasione comunque che a caccia di nuraghi torni a Goni per fare ulteriori riprese. Al momento ci accontentiamo di vivere queste, che sono comunque fantastiche. Infatti la nostra scelta di non riandare in live è proprio dovuta al fatto che comunque vi manderemo in onda delle immagini che non sono belle da vedere, magari potrebbero anche risultare fastidiose in certi casi, quindi preferiamo fare un pacco da questi video di magari più video, cioè suddivise magari in più video, per assaporarci man mano tutta l'area archeologica di Pranu Muteru. Eccoci qui, sì, qui c'è un'indicazione delle Domus de Janas. Andiamo a infilarci, a seguire quello che dice il cartello. Speriamo di non trovarci dinanzi all'epilogo che abbiamo trovato in quelle più prima, che come ho detto non sono messi, come ho detto che abbiamo visto nell'altro video. Eccoci qua. Perfetto, dovevamo essere arrivati, dovevamo averle davanti. Ecco qui, su Grancu, così è chiamata questa zona,
È un agglomerato abitativo che appunto prende il nome dalla località Sugrancu, che è nella zona settentrionale dell'altopiano, ed è costituito dai resti di capanne circolari di età neolitica. Eccoci qui. Accompagniamo le immagini nel silenzio. Questa è la zona Sugrancu di Prano Mutedu. Vi dicevamo un agglomerato di capanne di età neolitica. I rumori della natura accompagnano lo splendore di questo posto suggestivo. Come vediamo qui, vediamo delle coppelle. Proviamo ad avvolgere la struttura perché sicuramente saremo in prossimità anche delle Domus de Janas, che erano indicate e segnalate con il cartello che abbiamo visto prima. Eccoci qua. Signori, è immensa quest'area, è immensa ed è stupenda. Questi blocchi sono fantastici. Un attimo, questo richiama un po' quei blocchi, non so se ricordate, che abbiamo visto nel nuraghe Florentina, tipici insomma della zona dell'altopiano di Perlas de Fogo. Ci infiliamo qua in mezzo, che non ci riservi qualche sorpresa questa roccia, sembra di no così. Vediamo più da vicino, giriamo avvolgiamo la struttura. Non riusciamo a trovare le domus. Continuiamo comunque ad avvolgere il costone roccioso. Ok.